Chiara Dazzan, in rappresentanza del Comune di Udine, oggi qui alla presentazione della mostra sulle centenarie. Che cosa ne hai tratto da tutte queste persone che si sono avvicendate al microfono a raccontare le loro storie, oltre a quelle che hai potuto vedere nella mostra dei pannelli esposti? Assolutamente. Quello che abbiamo qua oggi è un patrimonio inestimabile, sia a livello umano, perché le persone che hanno parlato oggi sono depositarie veramente di una memoria che per noi è fondamentale. È stato detto, dal passato si traggono le basi per la costruzione del presente e la progettazione del futuro, ed è fondamentale. La nostra regione, il nostro territorio, Udine stessa, sono foriere, no? Sono state foriere di grandi campioni, di grandi storie di sport. Parliamo di centenarie, di ultracentenarie, perché qua abbiamo l'ASU che ne ha 150 quest'anno, ed è un modo, questo qua, l'organizzazione di queste iniziative, anche per ripercorrere la storia sociale, non solo sportiva, economica, in generale del Friuli, e per tenerla viva e conservarla in maniera costante e permanente. Grazie Chiara. Da queste associazioni è quello di tenere in vita queste storie, che sono quelle che hanno fatto la gloria sportiva del nostro territorio. Come appena ricordato, è un territorio incredibile e continua a esserlo, perché qua sono appese 42, mi pare, 42 pannelli che raccontano le storie di altrettante centenarie, ma fino al 2021 esattamente ce n'è un'altra ventina, credo, che sono subentrate, e altre che nei prossimi 2 anni si aggiungeranno. Quindi è un patrimonio importantissimo quello che noi possiamo vantare. Il lavoro metasportivo che queste associazioni compiono è per noi di fondamentale importanza, perché lo sport in questo momento è diventato e diventerà, se vogliamo, ancora più importante come presidio sociale, non solo prettamente sportivo, e avere la possibilità di trasferire questi contenuti, che non sono solo storie di agonismo, storie di sport strettamente parlando, ma storie di persone, vicende umane, perché 100 anni significa aver attraversato guerre, rivoluzioni culturali, sociali, e via dicendo. È un lavoro che è fondamentale. Per questo a voi tutti va il mio grazie per questa iniziativa.